Scuole chiuse domani nei 42 comuni della Pedemontana trevigiana, da Vittorio Veneto a Conegliano, da Asolo a Montebelluna, da Pieve di Soligo a Nervesa della Battaglia. La decisione della prefettura dopo il confronto con l'unità di crisi regionale che ha chiesto lo stop all'attività scolastica per le zone più a rischio delle province di Treviso e Belluno, le più interessate dal ciclone Charan che sta investendo l'Europa. L'allarme per criticità idrogeologica scattato alle 14 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì ha indotto le autorità a concertare la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, ma anche molti comuni come Sarmede e Cappella Maggiore a disporre già oggi pomeriggio l'uscita anticipata di bambini e ragazzi e a sospendere attività sportive ed eventi. Il comune di Vittorio Veneto ha aperto il COC, il centro operativo comunale, in attesa della violenta perturbazione prevista per stasera e per le prime ore di domani mattina che si abbatterà su un territorio già zuppo d'acqua. Lo stesso sta facendo la vicina provincia di Pordenone. Abbiamo scuole chiuse, scuole di tutti gli ordini e gradi chiusi sul territorio, la sospensione del trasporto pubblico locale, la chiusura dei parchi e quindi una situazione di massimo controllo e attenzione sul territorio. L'intento è quello di contenere il più possibile i rischi sulle strade. Sono state prese queste misure importanti precauzionali per evitare che ci sia molta gente che contemporaneamente si sposta sul territorio in caso di emergenza, quindi l'allerta rossa parte dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani, quindi l'attenzione è massima. Dal confine con il Friuli, dove è il Meduna a essere monitorato, alla cassa di laminazione di Prade e Gai a Porto Buffolè, dove è esondata l'acqua del Rasego. Le precipitazioni nella fascia montana e pedemontana ingrosseranno nuovamente i fiumi. Lungo il Basso Piave ci si sta preparando. Avremo un pomeriggio e una nottata difficili. Speriamo bene.